Amici, buongiorno. Oggi siamo a Milano, a Golosaria, una delle manifestazioni più importanti per quanto riguarda gastronomia, il buon bere, eccetera. Perché? Perché c'è uno stand che a noi piace moltissimo, organizzato dalla Regione Veneto, ma soprattutto con molti attori, come ha definito una nostra ospite, della gastronomia polesana. Adesso andiamo a vedere un po' di cose, soprattutto a sentire un po' di protagonisti e ricordiamo appunto il Delta, quanto sta facendo per crescere dal punto di vista di immagine e quanto crescerà attraverso anche queste manifestazioni. Wildfire, turn into ash. What was bright every time. Golosaria Milano 2019 con Easy Coppola, a rappresentanza di Marinetta, uno dei ristoranti più quotati in questo momento, poi dopo successi anche televisivi eccetera. E qui a Milano il Polesine è presente. A chi dobbiamo dire grazie? Regione, ente parco? La Regione Veneto è intervenuta di fatto attraverso il parco, l'ente parco, che ovviamente è un ente che dipende dalla Regione, ma in realtà siamo stati noi, produttori del Delta del Po, insieme a noi come Marinetta, che abbiamo organizzato questo progetto, perché a suo tempo c'era stato Golosaria on the road a Rovigo. Lì Paolo Massobrio, il noto gastronauta, ha scoperto il nostro territorio, poi è stato da noi in Marinetta e ci ha proposto di partecipare a Golosaria Milano. Qui Milano appunto è di fatto la kermesse nazionale, e quindi io ho pensato che era una bella occasione per coinvolgere i produttori dei tanti prodotti che noi utilizziamo nel nostro enoturismo, e quindi ho chiesto a loro se avrebbero avuto piacere di partecipare a questo progetto. È stata proprio entusiasta la risposta immediatamente, e da prima di agosto, da luglio, abbiamo cominciato a costruire il progetto e oggi siamo qui. Quindi insieme a noi come Marinetta c'è ovviamente il Gin Caleri, prima di tutto, che è appunto l'ultima novità infinita del Delta del Po. Ci sono le ostriche rosa famosissime di Scardovari, c'è il consorzio pescatori di Scardovari con le vongole, c'è il salumificio Bovolenta di Taglio di Po con i salumi, poi c'è l'OP Fasolari, c'è Altamarea con i canestrelli e le capesante, chi altro ancora insieme a noi, in tanti devo dire, e quindi insomma la pasta a fracasso, che è un'eccellente pasta integrale, sempre a filiera controllata, sempre polesana, quindi nulla di fuori territorio, tranne i fasolari, perché i fasolari bene o male si pescano tra Chioggia e Marano Lagunare, però insomma è un prodotto assolutamente nostro. Ti volevo chiedere, secondo te, io sono convinto che prima o dopo il Delta scoppierà dal punto di vista turistico, quanto passerà attraverso anche la gastronomia questa eccellenza che potrebbe diventare il Delta? Ma io credo che questo sia un po' il tema, il fil rouge del nostro sistema paese come Italia. L'abbiamo capito sicuramente quando c'è stato l'Expo, perché abbiamo capito che noi possiamo parlare solo di qualità e non di quantità come paese, come sistema Italia. Il Delta questo sicuramente lo può comprendere, lo sta comprendendo, abbiamo ancora moltissime lacune, soprattutto nella ricettività, soprattutto per chi vuole fermarsi qualche giorno in più, secondo me, e qualche buco nero nella comunicazione. Però iniziative come queste, luoghi come il nostro, in Marinetta, noi nel nostro piccolo cerchiamo di comunicare sempre il territorio attraverso i prodotti e attraverso una bellissima collaborazione che abbiamo trovato con tutti gli attori del Delta, con chi fa il viaggio in barca, con chi porta a cavallo, in bicicletta. Io veramente devo dire, c'è un'organizzazione capillare che forse nemmeno noi abbiamo la coscienza di avere così a portata di mano. E quindi è vero, il Delta è una nicchia tanto preziosa, ha un equilibrio fragile, non sopporteremmo mai chissà quale flusso, però è del tutto evidente che abbiamo delle eccellenze che non ha nessun altro.
Poi mi fa ridere perché leggiamo sul giornale che Bottura improvvisamente si rende conto che ci sono le ostriche rosa. Arrivi buon ultimo, mi verrebbe da dirgli, perché insomma le abbiamo già da tanto tempo tutti quanti promosse, molti altri le conoscono, però è chiaro che vengono qui e ti dicono: ma voi avete le ostriche di Bottura? Noi abbiamo le ostriche di Scardovari. È Bottura che ha le nostre ostriche. Infatti. Ti ringrazio. Lunga vita il Delta. Assolutamente. Adesso vi daranno questo gin in purezza, sentirete un profumo di pineta di mare che riporta proprio al nostro territorio. Se voi venite a trovarci nel delta del Po, entrate in pineta e sentite l'odore del nostro gin, perché è proprio il ginepro che è circondata tutta Rosolina Mare. Abbiamo cercato di prendere tutti i sapori della pineta e miscelarli in drink. È stato abbastanza difficile perché ha un sapore deciso e forte e cercavamo appunto di non coprirlo. Abbiamo creato questo bitter, per esempio nel gin and tonic, fatto di eligriso. Eligriso è una pianta che ricorda molto delle liquirizzazioni e niente, le mettiamo a gocce dentro il gin tonic giusto per dargli un po' più di aroma. Every time, say you should run